Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Si è tenuta venerdì 25 novembre presso l'Istituto Alberghiero Giuseppe Cipriani la serata di gala Cena Sociale Associazione Foglie Vive. Foglie Vive, associazione nata a taglio di Po sull'entusiasmo di alcuni volontari e presieduta da Daniele Passarella, è nata per dare una risposta concreta di aiuto alle persone in difficoltà. Il terreno, che stagionalmente si rinnova e rinasce, consente l'impiego di manodopera soprattutto per quelle persone che, prive di lavoro, comunque vivono nella situazioni disagiate. Il lavoro all'interno dell'orto consente di ritrovare una dignità che molto spesso lo spettro della disoccupazione rende opaca. Quando questa idea è stata sottoposta all'Istituto Cipriani e all'amministrazione comunale di Adria, con entusiasmo è stata accolta e sostenuta. L'assessore Sandra Moda, in primis, ha creduto nel progetto e l'Istituto Alberghiero di Adria ha messo a disposizione terreni e competenze. È nato quindi Orto Didattico e Solidale Prodotti a chilometro zero. Nella serata di gala tutto il menù è stato concepito per prodotti ortofrutticoli e grazie alla classe quinta di enogastronomia che si è occupata dell'elaborazione del menù con il professor Stefano Contro, la qualità e la perfetta esecuzione dei piatti è stata accolta con complimenti da tutti i partecipanti della serata. La classe terza B, accoglienza turistica, si è occupata del servizio ricevimento e assistenza agli ospiti, coordinata dal professor Lia Novo, e la classe quarta A, sala e vendita, ha curato i servizi in sala coordinati dal professor Alessandro Freguglia. La dirigente scolastica professoressa Lorenza Fogagnolo ha sottolineato l'importanza di collaborare con enti esterni e del territorio per sviluppare progetti così da permettere agli studenti di effettuare un'esperienza di qualità e di verificare le difficoltà in una reale situazione lavorativa. Tra gli interventi quelli della professoressa Barbara Giunta e del professor Gildo Turolla, uno dei soci fondatori di Foglie Vive, che ha sottolineato l'appoggio sostanziale della Fondazione Cariparo in questo progetto. Al termine, il presidente Daniele Passarella ha voluto ringraziare tutti i soci che sostengono continuamente, i volontari che con la loro inesauribile energia sono la forza dell'associazione e tra gli altri Stefania Pregnolato ed Andrea Lazzarin per le bellissime tavole.